Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come abbiamo evidenziato nei nostri servizi, ha lasciato la città dei Templi senza rilasciare alcuna dichiarazione, malgrado a lui si fosse rivolta la città ufficiale, persino la Chiesa, con una lettera aperta a firma di Don Carmelo Petrone, direttore del settimanale diocesano L'Amico del Popolo. Petrone, come è noto, ha ricordato nella lettera al Presidente la triste storia della cattedrale. La Chiesa di Agrigento ha scritto una lettera aperta al Presidente Mattarella chiedendo un aiuto per la riapertura della cattedrale. Mi pare che i fondi per la cattedrale sono inseriti all'interno del Patto del Sud. Il tema è avere il progetto esecutivo da mandare in gara, perché per noi siamo pronti. Ecco, quindi cosa possiamo dire al Presidente? Lei avrà modo di parlare anche di questo problema che riguarda Agrigento? Ma sicuramente noi l'abbiamo finanziato, quindi siamo pronti per quel che ci riguarda. Ecco, ma la cattedrale sta crollando, Presidente. Guardi, le ripeto, noi abbiamo i finanziamenti, qualcuno ci dia il progetto e lo mandiamo in gara. Anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, nel suo saluto a Mattarella, ha parlato della cattedrale di San Gerlando. La nostra Agrigento, il cui simbolo, la cattedrale normanna di San Gerlando, oggi rischia di franare e con essa la credibilità di chi non sta facendo tutto il necessario per salvaguardarla. Con la cattedrale chiusa ci manca un essenziale elemento identitario. Una ghiotta occasione, possiamo dire, per riaprire il discorso l'ha avuta l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, al Tempio della Concordia, seduto tra i due presidenti Mattarella e Crocetta. Non sappiamo di cosa avranno parlato e se hanno parlato. Resta il fatto che sulla cattedrale, chiusa da oltre 6 anni, il silenzio è sempre più assordante. Per il governatore Crocetta la sorte della cattedrale sarebbe legata ad un progetto che secondo lui non c'è. Effettivamente è così, il progetto ancora non c'è, però Crocetta rilascia questa dichiarazione il giorno in cui ad Agrigento viene commemorato Pirandello e a me venne in mente, pensando a questa dichiarazione di Crocetta, una commedia di Luigi Pirandello. Questa sera si recita a Soggetto. Crocetta, facendo quella dichiarazione, dimentica che lui è il presidente della protezione civile regionale che deve elaborare il progetto per la messa in sicurezza del Colle, ma che non ha ancora fatto perché non sono stati assegnati alla protezione civile regionale i famosi 2 milioni di euro che da almeno 3-4 anni chiedono per indire il bando internazionale di idee. Quindi Crocetta sta parlando a se stesso, è la sua struttura che lui presiede che deve elaborare il progetto. L'unica certezza è il progetto commissionato dall'Arcidiocesi di Agrigento, che giorno 14 luglio, cioè tra qualche giorno, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà pubblicata proprio la gara, è un progetto commissionato dall'Arcidiocesi e cofinanziato dall'Arcidiocesi di Agrigento. Questa è l'unica certezza. Intanto il tempo non si ferma. A quanto siamo arrivati dalla chiusura della cattedrale? Questa mattina, proprio venendo qui per questa intervista, ho dato un'occhiata al contatore che inesorabilmente scorre, contatore che abbiamo battezzato il contatore del silenzio. Oggi siamo a 6 anni, 4 mesi e 14 giorni dalla chiusura al culto. Era il 25 febbraio del 2011.